Bentornati e bentrovati a Storia, il programma che attraverso la storia dell'Occidente cerca di coprire e di scoprire sempre di più la nostra storia umana e personale. Abbiamo raccontato in queste puntate tutto quello che caratterizza la civiltà greca, la sua religiosità, una religiosità che ha per fondamento la volontà dell'individuo. L'uomo è al centro dell'universo, l'uomo è al centro della storia e niente sembra poterlo fermare, né gli dei né gli eroi. Ma allora l'uomo ha un argine, ha qualcosa di fronte al quale deve confrontarsi? Sì, abbiamo detto. E abbiamo detto che quest'argine è la tyche, è la sorte, la fortuna, il fatto, il destino. Ci sono mille modi per tradurre questa parola, ma tutti i modi sono insufficienti perché nel mondo greco questa forza era imponderabile, incomprensibile e gli uomini cercavano di esplorarla perché si rendevano conto che tutte le loro decisioni, tutta la loro volontà si doveva arrendere di fronte a questa forza incredibile che loro non controllavano e che appunto chiamavano tyche. Come gli uomini cercavano di scoprire, di esplorare questa tyche? Attraverso i santuari. I santuari erano dei luoghi sacri dove gli uomini provavano ad indagare il mistero, ad indagare tutto quello che non conoscevano, ad indagare l'imponderabile. I santuari erano nati nella storia del mondo greco un po' quasi per caso, nel senso che la loro nascita, la loro fondazione, che era sempre ricorrente a delle vicende mitiche, in realtà derivava da essere punti nevralgici nel traffico delle merci, nei commerci, nello scambio e nella tratta quotidiana delle merci e di tutto quello che aveva a che fare con la vita umana. Ecco, lungo queste tratte commerciali c'erano dei punti che erano importanti e in quei punti, mentre c'erano viaggi pericolosi, mentre c'erano dei viaggi avventurosi, gli uomini cercavano di capire quale sarebbe stato il loro destino, il destino del loro viaggio, il destino della loro sorte, il destino della loro vita. Ecco che nascono dei luoghi che per l'appunto sono i santuari dove queste informazioni vengono date, ma vengono date in maniera molto particolare. Chi andava ad un santuario andava con una domanda molto precisa e andava già con una possibilità di risposta, cioè uno che doveva partire per un viaggio e doveva decidere se partire o no, andava a quel santuario e chiedeva: ma io posso partire per questo viaggio? La mia coscienza, la mia volontà, il mio destino mi dice di sì. Ma che cosa dice il destino? Che cosa dice la coscienza? Cosa dice la volontà che sovrintende a tutto? Ecco, ad Elfi noi troviamo il primo grande santuario dell'antichità, il santuario di Apollo. Primo non per antichità, ma primo per importanza. Il santuario di Apollo è il santuario attraverso cui è possibile scoprire sempre di più che cosa c'è nel destino, cosa c'è nel futuro dell'uomo. E lo scopriamo attraverso la sacerdotessa di Apollo, la Pizia. Pizia, che deriva il suo termine da Piton, come già abbiamo detto in altre puntate, serpente, e la Pizia era proprio rappresentata da queste serpi che sibillinamente, proprio con questa lingua sibillina, provavano a rispondere a quello che veniva detto, ma quello che veniva detto era in qualche modo misterioso e quindi la domanda stessa era ambigua e la risposta stessa era ambigua. Vi faccio un esempio così si capisce molto bene. Un uomo che diceva era un re e diceva se doveva andare in guerra, se dovesse andare in guerra oppure no, e chiedeva questa cosa alla Pizia, la Pizia rispondeva: andrai, ritornerai, non morirai. Ecco, benissimo, in questa affermazione andrai, ritornerai, non morirai, basta spostare le virgole e abbiamo una frase completamente diversa. Infatti se io dico andrai, ritornerai, non morirai, vuol dire che è giusto andare, che è giusto combattere, che è giusto partire per la guerra e si torna vincitori. Ma se io sposto le virgole e dico andrai, ritornerai, non morirai, se metto questo non insieme a ritornerai, voglio dire che andrai, non ritornerai e morirai. Ecco, la risposta veniva data senza virgole ed essendo data senza virgole la negazione poteva riferirsi sia al verbo successivo che al verbo precedente. In questo modo la Pizia era al sicuro perché diceva delle cose che andavano bene in tutti i casi. Nel caso fosse andata, avesse vinto, avrebbero detto: hai visto? Aveva detto andrai, ritornerai e non morirai. Ma nel caso invece la persona fosse morta, uno poteva dire: avete visto? Aveva detto andrai, ritornerai, non morirai. La Pizia aveva sempre ragione e il mistero rimaneva sempre più insondabile. Il mondo greco con i santuari cercava di capire di più il mistero, ma questo mistero rimaneva molto lontano dalla portata dell'uomo. Ci vediamo domani per continuare a parlarne.